come se l'avessero ucciso 2 volte, perché da una persona che mio zio sicuramente se aveste chiesto a Mario non l'avrebbe neanche mai messo in una lista di possibili nemici. Ribadisco quello che vi ho detto ieri, incredulo, però a questo punto sì, la gravità è oltre a premeditazione e tutto quanto il resto veramente difficile da digerire. Sono queste le parole di Alessandro Ruoso, nipote di Mario, pronunciate poche ore dopo la confessione di Loriano Bedin, l'uomo che ha ammesso di aver ucciso suo zio. Il 67enne, residente a Tiezzo di Azzano X in via Toti, era un volto noto alla famiglia e ora si trova in stato di fermo con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa della vittima legata all'età dell'87enne. Le telecamere di videosorveglianza lo riprendono alle 7:22 mentre entra nella palazzina con un tubo di ferro lungo circa 70 cm. Ma sull'omicidio emergono nuovi dettagli. L'aggressione è avvenuta all'attico al 7° piano, preceduta però da una lite molto accesa che alcuni condomini hanno sentito provenire dall'appartamento. Secondo la ricostruzione, i due sono poi usciti insieme dall'abitazione e proprio mentre Ruoso stava per chiudere la porta, Bedin lo ha aggredito con la spranga di ferro lasciata sulle scale. Il patron di Tele Pordenone poi è caduto urtando il volto contro lo spigolo di un tavolino in vetro. A quel punto l'aggressore lo ha colpito più volte alla testa, probabilmente con 4-5 colpi. Poco dopo le telecamere lo immortalano mentre esce dall'edificio al telefono e senza spranga, alle 8, facendo così passare 38 minuti dal primo passaggio. Subito dopo l'omicidio, infatti, l'ha lanciata dalla finestra nella corte interna della palazzina di Via del Porto. Dopo il delitto ha tentato di disfarsi delle prove, prima l'arma, recuperata e gettata nel canale Brentella, poi i vestiti sporchi di sangue, abbandonati nel torrente Meduna a Prata di Pordenone, un elemento che secondo gli investigatori rafforzerebbe anche l'ipotesi della premeditazione, dal momento che Bedin aveva con sé in auto un cambio di vestiti. L'indagine è coordinata dal procuratore Pietro Montrone e dal sostituto procuratore Federica Urban, ai quali Bedin ha confessato il delitto. Il 67enne è difeso d'ufficio dall'avvocato Walter Butignon e si trova ora nel carcere di Pordenone in attesa della decisione del giudice sulla misura cautelare. Polizia e la squadra mobile hanno fatto un lavoro in neanche 24 ore di arrivare all'assassino, almeno abbiamo fatta giustizia, è stata fatta giustizia. Al centro dell'attenzione degli investigatori c'è anche l'incendio che lo scorso luglio aveva colpito il Garage Venezia. Nelle scorse ore alla nostra emittente è arrivato un video in cui subito dopo il rogo si vede Loriano Bedin allontanarsi velocemente con indosso una camicia rosa e con un borsone. Su quell'episodio al momento il 67enne risulta l'unico iscritto nel registro degli indagati. A Porcia nel frattempo resta l'incredulità della comunità e la vicinanza della cittadinanza alla famiglia Ruoso.